Primo passo falso al palastadio di Conegliano. La formazione capolista ospita un Miane reduce da una vittoria interna per 5-4 ai danni del Godego. Taudino Baggio per Roploz. Benvenuti al Palacicogna di Ponzano, dove scendono in campo Montello Futsal e DBS Miane. Nicolati attende Grisciai. Nicolati se la sposta sul mancino, non rischia la presa Lupanovic. Sciabani e Grisciai dentro l'area, Murador cerca Sciabani che evita l'intervento. Sciabani! Un destro fulmineo sotto l'incrocio, vale il vantaggio del DBS Miane a Durim Sciabani, 1-0. Bortolini dietro dai Cic di prima, regala il pallone a Panziera, favorisce poi il tu per tu di Leandrino, mette a sedere il portiere, dentro ancora da Panziera. Gol del pareggio, 1-1 al Palacicogna, il sesto gol del classe 2005, Andrea Panziera. E per dar valore alle vostre migliori azioni, Roploz mette a disposizione per tutti i calcettisti le mix card, 3-5 azioni dello stesso giocatore, formato verticale, tracking ball e tanto altro ancora. Trovate tutto nel link in descrizione. Torniamo al campo, dove Bortolini riceve questo pallone, scarica e robazza in due. Michael Epp lungo da Coppe che l'aggancia. Coppe una finta, si accentra, Coppe si gira, poi offre a Bertoni, roulette anche di Bertoni, conclusione! E palla che lentamente entra in porta, vantaggio Montello, il gol del numero 15 Bertoni. Puntare Epp, poi si gira e torna indietro dallo scarico per Bertoni, che palla per Leandrino che l'aggancia, si gira, il riflesso di Lupo. Matteus Fantin la protegge, a tempo di girarsi, il rimpallo, sbuca Leandrino che la porta via. Leandrino una finta, può andare dentro, invece va direttamente alla conclusione. Che beffa la difesa avversaria, chi si aspettava un cross in mezzo. Il numero 10 Leandrino fa 3-1 Montello. La lunga rincorsa di Michael Epp, il fischio, il direttore di gara. A sinistra c'è Leandrino, a destra Bonazzo. Servito Leandrino che ha spazio e tempo per chiudere a rete. Da fuori area Leandrino la tiene bassa e il gol del numero 10 è anche il suo gol del numero 10 stagionale. 4-1. Milovanovic, Grisciai la tira addosso ad Epp, ancora Milovanovic offre per Murador può puntare, si accentra e destro che esce di poco. Grisciai e Sciabani, proprio il numero 10 Sciabani, autore dell'unico gol fin qui, fuori da Milovanovic. Murador, il tocco ancora per Milovanovic che insacca a mezza altezza sul secondo palo alle spalle di Robazza. E quindi 4-2, quinto gol per Milovanovic. Murador, mentre esce Bonazzo, rientra il capitano in maglia 19, Sciabani, tocco per Murador, l'aggancio Murador, vicino al gol che avrebbe riaperto la partita. Ferma, poi riparte Leandrino, ne evita due, c'è dentro anche Coppe, Leandrino entra in area, Lupo si salva con la mano, poi Grisciai fa ripartire l'azione, Milovanovic da Aicic, inseguito da Coppe, Aicic si accentra, ingabbiato da 3, Leandrino e Coppe, e proprio il numero 19 gliela porta via, sulla destra scappa Leandrino, Coppe appoggia Nicolati, una finta, la palla dentro! E sfortunatissimo il numero 10 Sciabani che regala il gol al Montello e la mette nella porta sbagliata. Milovanovic e Bortolini, profondità a cercare Grisciai con il fisico, la protegge e poi trova Coppe, due volte Coppe. Udedi, anche Bortolini invece va lungo da Grisciai con il solito lavoro si gira, trova Milovanovic la riconsegna al numero 15 e Cic. Sciabani si crea lo spazio per concludere. Pronto Robazza in discesa. Robazza orientato verso Epp, poi cambia direzione, va con il taglio in profondità a servire Panziera di fronte a me sfingato. Lo curador Leandrino ci crede più di tutti, si avventa su questo pallone, poi ne salta uno, mette il turbo Leandrino, c'è dentro anche Mion. Leandrino direttamente alla conclusione, svernicia il palo. Vicino a lui c'è Epp, anche Bertoni sul palo. Si stacca Bertoni, parte il numero 19 Coppe. Eccezionale Gatto, in meno il Miane. Bertoni, una finta a liberare lo spazio per Coppe, Gatto, Leandrino dietro ancora da Bertoni, ancora Bertoni, la insacca sull'angolino basso a sinistra alle spalle di Mesfin Gatto, Edgar, Rocia, in arte, Bertoni, doppietta personale, 6-2. Una finta, si torna ancora dal numero 19, sombrero di Coppe che se ne va, ancora lui un altro numero, grandissimo, Coppe alla conclusione, scatenato il capitano. Nicolati va da Fantini, il taglio in profondità di Nicolati, servito invece Mion, spalla alla porta, si gira, evita l'intervento di Aicic, dentro! Da Jordi Nicolati che deve solo appoggiarla in porta. Gioca a memoria al Montello, gol del 7-2. Tori che si scambiano il 5 come i gol di vantaggio del Montello sul Miane. Si chiude il sipario, Sciabani apre le danze ma non basta, perché la squadra di Mister Donisi resta in partita. Offre un'altra ottima prestazione e torna a vincere al Palacicogna dopo l'incidente di Conegliano, trovando la sesta vittoria stagionale.